Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato per l'ultimo episodio della Road to Primi in Italia. Allora, questo è l'ultimo episodio per questa stagione. Se questo video, ragazzi, arriva a 35.000 like, farò un'altra scalata naturalmente quest'estate quando avrò più tempo, e perché praticamente in questo periodo sono massacrato, sommerso da compiti e interrogazioni, perciò devo trascurare un po' Clash of Clans e soprattutto YouTube, cavolo. E vabbè ragazzi, questa stagione per febbraio 2016 sono arrivato sesto in Italia. Ho concluso come posizione sesto in Italia, ma sono arrivato persino secondo, ma il primo posto era tipo un gradino sopra di me, cioè non manco toccato. Vabbè, sono arrivato sesto in Italia e ben 446esimo in tutto il mondo. Ragazzi, questa è stata una scalata distruttiva. Le clip che avete visto prima le ho registrate per esempio stamattina verso le 5, perché la stagione finiva praticamente verso le 6 da quello che ho capito io. Perciò mi sono svegliato apposta per registrare questa clip qua. Allora, vi faccio vedere gli ultimi attacchi della grande scalata. Allora, questo qua l'ho fatto stamattina per entrare in Lega Leggenda. E guardate qua ragazzi, stare a 5.600 coppe non è bello, anzi per niente. Tipo, quando vi arrivano difese di questo tipo, a voi vi viene un infarto. Ecco, tra parentesi, questa è la mia difesa che funziona. Probabilmente l'unico punto debole è che se mi attaccano dalla parte nord-ovest mi inchiappettano alla grande. Allora, sto qua si è persino portato gli spaccamuro, tipo truppe che non si usano proprio a leggenda per niente, perché si rischia un casino se si becca la trappola a scatto. Ecco, lui non so perché ha attaccato prima con la regina, se li girava la regina e ce l'aveva proprio nel culo. Invece lui è stato fortunato, anzi nessuna truppa ha girato e sono entrati proprio al centro del villaggio. Ecco, io in difesa mi porto le streghe e gli arcieri per dare fastidio ai eroi. Purtroppo, dato che c'hanno anche i maghi e le streghe, mi hanno distrutto le truppe di difesa e hanno preso sciallo il town hall. Però ragazzi, mi chiedo come cazzo si fa a prendermi 33 coppe con 2 stelle. E io quando faccio 3 stelle mi becco malapena 7 coppe. E questo non mi piace per niente. Perciò chiedo gentilmente alla Supercell in aggiornamenti futuri di migliorare il matchmaking. Però mi fa incazzare veramente, ma non poco, ma di più. Grazie al cazzo, meno 33 coppe. Ragazzi, questo è l'ultimo attacco che vi farò vedere della mia grande scalata per arrivare primo in Italia, che non ci sono ancora arrivato. Allora ragazzi, questa difesa, madonna se la odio, madonna se la odio. Allora, in questo attacco qua stavo persino rischiando di non fare manco una stella, perché ero tentato di lanciare un golem qua e un golem qua, e per poi lasciare una posizione salto al centro. Ma sono stato fortunato e un pochino più furbo e li ho messi abbastanza vicino ai gol, in modo tale di prendermi almeno proprio sicuro il town hall. Una volta attivato l'abilità del mio gran eroe, del mio re barbaro, sono riuscito a prendere la prima stella del town hall. Però ragazzi, come potete vedere, questa è una delle peggiori difese di questo mondo contro le GoWiwi. Perciò ho preso la prima stella di culo. E come cazzo faccio a prendere la seconda stella? Ragazzi, proprio qua è stato un attacco fatto ad opera d'arte. Guardiamo, allora siamo arrivati al 40%, 42%. La regina non riuscirà a prendere il town hall. Qua devo andare veramente di culo per prendere 8% con 5 maghi, 2 arcieri e 2 sgheri. Questo qua l'ho già posizionato. Allora, un sghero l'ho posizionato qua, una arciere qua. Ok, un altro sghero qua. Ora dovrei buttare tutti i maghetti qua sopra, se non mi sbaglio. No, c'è lo sghero che sotto sta distruggendo il cannone. E qua sopra dovrei mettere a momenti, ecco, arciere qua, maghetti tutti qua, tutti. Sono arrivato a 49 ragazzi. Qua, madonna, ci ho avuto un culo della
Madonna, e sono riuscito a fare la seconda stella. Brucia, insomma, purtroppo, anche se le ho fatto 2 stelle, mi sono cuccato solamente 5 coppe. Grazie Supercell, che bel matchmaking. Vabbè ragazzi, questo è l'ultimo episodio della Road to Prima in Italia. Non voglio dilungarla troppo, perciò concludo questo video ringraziando tutti voi che mi avete sostenuto in queste serie di video veramente lunghissimi e mi avete dato anche un supporto della Madonna. Tipo il mio record l'ho fatto con una Road to Prima in Italia o una Road to Leggenda con ben 55.000 like, perciò vi ringrazio di cuore. Come potete vedere il mio villaggio è cambiato un po'. Sono riuscito persino a iniziare a fare i muretti a livello 11. Tra parentesi costano solamente 4 milioni a pezzo. Perciò il mio prossimo obiettivo su Clash of Clans sarà fare sti cazzo di muri a livello 11. E devo, cazzo, esce un altro aggiornamento. Madonna, non riuscirò mai a finire sto gioco. Like, commento e ci vediamo domani con un video epico. Non vi spoilerò niente, stronzetti.